Amici della divisione, buonasera e benvenuti da Lorenzo Savi. Questa è Pomezia Pala Lavinium che apre le porte per la 15ª giornata del campionato di Serie A, quinto ultimo appuntamento prima della sosta per l'Europeo. Una Fortitudo altalenante ma che in casa ha sempre fatto vedere le cose migliori, non vince però da 3 partite consecutive. Di fronte a una L84 invece che è imbattuta in trasferta e che vuole continuare a mettere pressione alla meta Catania. Pala Lavinium di Pomezia, Fortitudo Pomezia contro L84, squadre già in campo, tutto quasi pronto e poi partiamo. Vediamo inquadrato il fischietto di giornata, il signor Paolo De Lorenzo della sezione di Brindisi, con lui Marco Lupo della sezione di Palermo, al crono invece Alessandro Mella della sezione di Roma 1. Due a 1 lo storico qui a Pomezia tra le due squadre, 2 vittorie per la Fortitudo, una per la L84. Vediamo quali saranno le scelte di formazione dei due allenatori in casa L84. Il forfait all'ultimo di Tuli, che vediamo prendere posto in tribuna. Mister Ceppi dall'altro lato sceglie Moliterno, Mateus, Michelangelo, Raubo e vediamo se farà subito il suo esordio Lusnig, il nuovo argentino classe 96 arrivato dal San Lorenzo, no, e Tiaghigno a completare il quintetto. Dall'altro lato manca ancora la scelta di Mister Rios, che però sta dando le prime indicazioni, eccoli, ai 4 che ha scelto: Caiche in porta, poi Cuzzolino, Maxi Rescia, Iosico e Murilo Schiocchet. Gli altri indossano la casacca, quindi questo è il quintetto ufficiale. Ricordiamo che si gioca anche su tutti gli altri campi, ovviamente per rispettare la contemporaneità in vista di quella che poi sarà la griglia che stabilirà le migliori 8 per partecipare alla Coppa Italia. Fortitudo già sicura di non poter rientrare in questa corsa, dall'altra parte invece l'L84 al momento seconda, vuole sicuramente mantenere quel piazzamento perché da dietro arrivano, ma davanti la meta è soltanto a 2 punti. Il primo pallone dell'incontro sarà gestito dalla Fortitudo. Mateus sul punto di battuta, cenno d'intesa ed ok che arriva ora. Mateus la muove su Raubo, è iniziata Fortitudo Pomezia L84 col primo rischio di Tiaghigno. Maxi Rescia grazie alla Fortitudo dopo soli 7 secondi. Moliterno lungo verso Raubo, lascia sfilare Caiche e può rimettere subito in moto Iosico, poi Rescia di prima, prova il cambiato su Murilo Schiocchet, Mateus prima di lui, poi Michelangelo, pressione di Cuzzolino, prova a far da solo il 14, poi va in aiuto a Tiaghigno, nulla secondo il direttore di gara. Allora di là Mateus, in banda sta arrivando Raubo, chiude la strada Murilo, rimessa Fortitudo, Mateus per Michelangelo, poi ancora il 26, passa su Schiocchet, cerca Raubo, trova Iosico, Cuzzolino con calma, Rescia di prima, primo possesso con un po' più di calma per l'L84. Caiche vede Murilo Schiocchet, lo cerca col mancino e prima smorfia di Mister Rios, che prova a entrare subito in clima partita, si toglie la giacca, pressione L84, Moliterno fa 1-2 con Michelangelo che ora cambia lato su Tiaghigno, arriva la pressione di Cuzzolino, prova a passare, poi Mateus ancora dal 10,
Arriva Matteus, Cuzzolino ha capito le intenzioni dell'altro 10 e poi si torna a palleggiare con Josico. Michelangelo ben messo, prova a gestire e trova anche Matteus con una gran palla. Allo stesso modo per Raubo che orienta e prova subito la conclusione. Destro incrociato, pallone molto distante dalla porta ma con deviazione, quindi sarà angolo per la Fortitudo. Tiaghigno, scodella per Michelangelo, solita soluzione volante del 14 che ancora sta scaldando il destro, impreciso il tentativo, pallone alto già giocato l'84. Maxi Rescia dopo il tocco vicino di Josico, restituito il favore e poi Cuzzolino di prima alla ricerca di Murro Schiocchet. Pallone in out con calma, Michelangelo anche un po' strigliato da Marco Lupo. Matteus, Tiaghigno vicino con lo sguardo da Raubo col pallone da Michelangelo, poi Matteus entra dentro, trovato Raubo, indica la strada a Tiaghigno, poi passa per Michelangelo che ora deve giocare vicino al 10. Pallone lasciato lì, Josico ha mosso, Cuzzolino ancora da Josico, poi chiamato Caiche all'uscita, prende la metà campo, il portiere è arrivato dalla Roma, Josico sposta e calcia, la pizzica con le mani Moliterno, angolo L84. Può diventare un fattore l'uscita con la palla di Caiche, mentre vediamo già pronti i 4 soliti cambi di Misterios. Schiocchet, palla fuori, Cuzzolino al volo, prova ad emulare Michelangelo, fa anche un pochino meglio, poi Moliterno in 2 tempi si ritrova il pallone nelle mani, prova a lanciare Raubo, Josico è ben attento, prime rotazioni, fuori Cuzzolino, fuori anche Murilo Schiocchet, dentro Lucas Braga e Liberti, uno dei 2 preconvocati da mister Salvo Samperi, lui e Giuliano Fortini, che vediamo pronto a fare il suo ingresso in campo. Moliterno, Michelangelo prova a tagliare il campo, sulla seconda palla c'è ancora lui, lascia lì per Matteus, scodella su Tiaghigno che aveva fatto però movimento opposto a venire incontro. Completati i cambi, completato nuovamente il nuovo quintetto da parte di mister Rios, dentro Raguso e Fortini appunto. Cercato Braga dalle mani di Caiche, con la testa Matteus. 17-13. Raguso, ancora per Caiche, in attesa dietro la Fortitudo. Raguso prova a passare, Tiaghigno gliela sporca. Giocata fotocopia, Caiche col pallone, arriva Tiaghigno, permesso un po' troppo il numero 28. Raguso si lamenta con il crono perché a detta sua stava arrivando un pochino troppo velocemente il conteggio dei secondi. Tiaghigno, Matteus forte, destro largo, giocata classica per liberare Matteus alla conclusione. 4 reti segnate fin qui, è il secondo miglior marcatore della squadra, meglio di lui soltanto Michelangelo, a quota 5 gol, pochi gol fatti. Questo è un po' anche il dato chiave per dare un senso alla stagione fin qui della Fortitudo.
Tiaghigno, pressato da Fortini, prova a passare, non c'è fallo, poi sì, arriva pronto il fischio del direttore di gara. Primo fallo della gara ha commesso Giuliano Fortini. Moliterno, elusa la pressione di Braga, poi Matteus trova Raubo, ma il campo è finito. Riconquista subito il possesso l'L84. Liberti, Raguso, Fortini, vicino da Liberti. Raguso orienta, poi prova a lasciare lì il pallone, se lo dimentica, allora Liberti in qualche modo, rimpallo che va su Caiche. Liberti incontro, si muove Braga, Liberti preferisce Raguso, applausi da parte della panchina nonostante il pallone poi sia finito fuori. Dentro anche Bueno nella Fortitudo che tocca il pallone verso Matteus, si muove Raubo, l'ha visto Matteus, Raubo forte, Caiche attento, non riesce a bloccare ma ad opporsi sì. Allora Liberti, Raguso viene in mezzo, Liberti, Fortini prova ad andare da solo, aiuto di Liberti, Fortini ne approfitta, serve Braga con un gran pallone, Braga con lo scavetto, Moliterno pronto ad uscirgli sui piedi, rimessa laterale per la 84. Rivediamo l'imbucata di Fortini a vuoto Matteus e Braga ha giusto il tempo di orientare e scavare. Moliterno ha capito prima le intenzioni del 13. Raguso torna da Caiche, supera metà campo, si dimentica il pallone, rischia un po' troppo. Michelangelo vuole sbrigarsi, gioca vicino su Raubo, è tornato però in porta Caiche e ha già chiamato ai cambi Rios. Bueno, cambiolato su Michelangelo, può anche calciare, va con l'esterno da Matteus, stessa giocata per Bueno, siamo già di là, Raubo, Michelangelo, toccata da Liberti, eccolo l'esordio di Lusnig nel giorno del suo compleanno. Bueno prova ad andare sul fondo, sterza, il campo è finito, dicevo l'esordio del numero 23. Primi minuti in maglia Fortitudo per l'ex pivot del San Lorenzo, dentro anche Gelvé, un gradito ritorno qui a Pomezia. Caiche, altro errore con i piedi, Rios chiede calma al suo portiere. Bueno, Gelvé, Michelangelo da Lusnig, la mette giù bene, prova il cambiolato, chiuso. Michelangelo, forte verso la porta, chiede e reclama una deviazione, stavano già esultando tutti, Michelangelo è una furia. Appena avremo modo lo rivedremo. Intanto Iosico di là, prova a entrare Iosico col destro, riflesso di Moliterno, Ceppi con lo sguardo verso il crono. Michelangelo ha ancora qualcosa da dire all'arbitro, poi lascia il campo per Matilara. Com'è possibile che non hai visto? Gli dice Michelangelo. Intanto si gioca, Cuzzolino, palla scodellata per Van der Salas, Iosico, Cuzzolino, gioco su Caiche, Cuzzolino di prima, trova Iosico, secondo palo Van der Salas, Iosico ancora per Cuzzolino, doppia suolata, Iosico non calcia col destro, col sinistro poi sì, angolo per la L84. Rivediamo sul destro di Michelangelo, non sembra aver toccato Van der Salas onestamente. Va detto però che le proteste di Michelangelo sono state molto convinte. Maxi Rescia,
Cuzzolino, sfidato Matilara che non lo fa passare. Matilara prova a sgasare di là in mezzo a due. Matilara passa sul rimpallo. C'è anche il fischio del direttore di gara, il secondo fallo della L84. L'ha commesso questa volta Cuzzolino. È stato anche ammonito Cuzzolino. (14 minuti e 4 secondi) è arrivato anche il primo ammonito della gara. Leandro Cuzzolino per il fallo commesso su Matilara. Sistema con cura la barriera Caiche. C'è il fischio, Michelangelo lascia passare, Tiaghigno la muove, Matteus forte col destro, blocca Caiche, poi Maxi Rescia, vuole la pressione mister Ceppi, molto contento di quanto è seguito dai suoi. Bueno, Gelve, Matilara, Bueno col tocco su Lusnig, viene incontro, gioca con Bueno, poi d'esterno Gelve, pallone fuori, impreciso il tocco del numero 8. Maxi Rescia con l'esterno, Cuzzolino di prima, trovato a memoria Salas, allora Iosico, Cuzzolino, sempre Iosico, incontro a due tocchi, Cuzzolino lascia per Caiche, movimento di Van der Salas, lo ha visto, ha provato a servirlo, stessa giocata che nei primi secondi di gara ha provato a fare su Murillo Schiocchet, stesso errore, pallone impreciso. Allora Matilara prova a scodellare su Lusnig, protezione e scarico, Matilara la perde sulla pressione di Cuzzolino che va a terra con fallo, poi contatto a palla lontana tra Gelve e Van der Salas, tutto subito chiarito. Ha già giocato Maxi Rescia, orienta, para Moliterno, lamentele in casa Fortitudo. Rivediamo la giocata veloce di Cuzzolino che per poco non mette avanti di 1 l'84. È servito nuovamente Moliterno. Cuzzolino, c'è solo Van der Salas che aveva reclamato il pallone, ma il passaggio è più lontano su Caiche. Van der Salas non può giocare col portiere, allora Cuzzolino, poi Salas, Iosico, ora il 17 senza paura l'84, Rescia vuole l'isolamento, Iosico che entra nel campo e gioca su Maxi Rescia, impreciso anche lui col destro. Tanti errori fin qui, 12:47, ancora 0-0 al Pala Lavigno. Gelve, trovato Bueno, solo contro Caiche, prova con lo scavetto anche lui, poi si rimette dietro l'84 e allora deve pazientare la Fortitudo. Matilara, uno sguardo a Lusnig, poi Bueno, Cuzzolino forse con un blocco c'è più una furia perché Cuzzolino è già ammonito. Lara si lamenta, nulla di fatto.
La rimessa ovviamente dell'84 con Iosico che lascia il pallone a Matilara. Mateus sulla pressione di Braga rischia un po', poi si lancia, seguito da Braga. Moliterno verso Lusnig, Maxi Rescia prima di lui, impreciso nel primo controllo, concede rimessa alla Fortitudo e CP istruisce Lusnig, palla a Moliterno lungo subito, senza fare calcoli, senza guardare il pallone. Lusnig non trovato dal tocco di Tiaghigno. Fortini, Maxi Rescia, poi Liberti, ancora dal 5, prova a passare su Lusnig, non c'è tocco del 23. Mateus, Tiaghigno, Mateus da Lusnig, prima di Raguso, arriva l'aiuto di Matilara, Raguso trova il pallone, altra rimessa per la Fortitudo. Mateus orienta, Tiaghigno fa lo stesso e poi è costretto ad andare da Matilara, pallone pigro e anche molto rischioso, Tiaghigno solo sul pallone, la rimessa è però per i piemontesi. Dentro Victor Lopez che pensa anche alla conclusione, è entrato probabilmente per questo, per dare un'alternativa alle giocate della L84. Ammonito Ceppi dalla panchina. Abbiamo rivisto l'occasione sul sinistro di Bueno. Mateus di prima verso Lusnig, utilizza bene il corpo, forse c'era un fallo non visto. Michelangelo, poi Tiaghigno, Michelangelo sempre col primo controllo orientato, Mateus, scavetto per Michelangelo che conta i passi, riesce a tenerla anche giocabile. Il pallone è uscito o c'è stato un fischio, non abbiamo visto se un fallo, perché c'è stata anche una stretta di mano tra Michelangelo e Fortini, soltanto rimessa però. Raguso, uscito dalla porta Caiche, trovato da Fortini che riceve ancora dal portiere. Mateus orienta col petto e poi col destro per Raubo nel traffico, ultimo tocco di Braga. Moliterno, gioco vicino su Tiaghigno, cambiolato Michelangelo, controllo così e così, costretto a mandarla via, trovando però Mateus, controllo col destro e poi mancino con deviazione. Sarà angolo per la Fortitudo che in qualche modo da potenziale pericolo è riuscita ad arrivare a calciare in porta. Un tiro non pulito, ma comunque il massimo vista la prima giocata di Michelangelo. Tiaghigno forte dentro con la punta, altra deviazione non vista da parte del direttore di gara, questa mi è sembrata più netta di quella reclamata da Michelangelo prima. Raguso, Liberti, sposta, pressione di Michelangelo con fallo, sconcertato Michelangelo. E c'è anche il richiamo verbale da parte di Paolo De Lorenzo a Michelangelo.
che continua a fare no con la testa. Fortini, Liberti vuole l'1-2 contro movimento trovato in figura proprio da Fortini, forzatura poi di Liberti. Fortini ora richiamato da Rios. Prima per la postura, poi per la pressione. Matteus guadagna un po' di metri, Raubo si complica la vita, poi rimedia. Tiaghigno, Matteus con l'esterno proprio da Raubo, protegge sull'arrivo di Raguso, ancora Raubo, alleggerisce su Tiaghigno, Michelangelo lo cerca, si fa anticipare da Raguso che regala alla Fortitudo. Allora Michelangelo isolato contro Ezzi, prova a passare il numero 14, forte col mancino, pallone che decolla. Applausi comunque del Palalavigno, ma il numero 14, miglior marcatore stagionale della Fortitudo con 5 reti. Ezzi lascia Iosico, cercato poi il 27, un pallone troppo lungo giocatogli dal 10. Nuovamente dentro Maxi Rescia, subito a prendere Raubo, Michelangelo, ora da Raubo, contromovimento perfetto, poi controllo non altrettanto. Siamo entrati nella seconda metà della prima frazione, sempre 0-0. Caiche ci ha messo troppo secondo il direttore di gara. A gran voce richiedono il giallo per l'istanza non rispettata. Ne rimane una rimessa per la Fortitudo, sta già contando il direttore di gara. Michelangelo, Gelvé, Tiaghigno prova ad andare nello spazio, Cuzzolino non con un braccio come chiedeva Tiaghigno, poi sulla sterzata per poco non manda fuori giri Michelangelo, che rimane in opposizione, prova ad uscire un po' dal guscio l'L84, che fin qui si è fatta vedere poco col pallone. Iosico col destro, eccola la deviazione che porta avanti l'L84, destro di Iosico, non può nulla Molitierno. Ottavo gol stagionale per il capitano dell'L84. Si sblocca il match del Palalavinium col gol di Iosico. Adesso la Fortitudo deve rincorrere. Bueno lascia a Michelangelo, forte verso la porta, ci ha messo pochissimo per pareggiarla. Il destro di Michelangelo è 1-1 a Pomezia. Rivediamo l'ottima combinazione con Bueno, lo scambio, pallone lasciato lì, sfila alle spalle di Ezzi, dimenticato da Cuzzolino, poi ha più di qualche responsabilità Caiche con una non parata su un tiro forte, sì, ma centrale. Poi Michelangelo invitato a rialzarsi da Cuzzolino, ha commesso fallo lui. Rivediamo la trattenuta su Cuzzolino, poi forse colpito al volto Michelangelo. Se il gol di Iosico aveva un po' addormentato il Palalavinium, questo lo ha decisamente svegliato. Sono tornati a farsi sentire i sostenitori.
8:44, è durato meno di un possesso il vantaggio dell'L84. Raubo senza guardare verso Bueno, Ezzi con Iosico e poi Cuzzolino contro Ezzi, trovato, scarico, Cuzzolino vuole far uscire Caiche, Bueno ci pensa un po', poi va a pressare, Ezzi a 2 tocchi, Iosico arriva in porta all'L84, Iosico con la sua lata, poi soltanto il palo e forse anche qualcosina oltre. Arrivata benissimo nell'84, rivediamo il mancino, sì, palo esterno di Iosico. Bueno, Gelvedi prima verso Raubo, pallone troppo lungo, ma sentite ora i tamburi a sottolineare quanto sia importante giocare in questo palazzetto per la Fortitudo. L'ha sottolineato proprio Raubo nel pre-gara, ha detto giocare a Pomezia per noi è sempre qualcosa di diverso, vogliamo chiudere al meglio il girone d'andata per i tifosi appunto, ma anche per noi e per il patron. E fin qui anche poi gli elementi che aveva messo sul tavolo per tirar fuori una splendida prestazione sembra che stanno avendo il giusto effetto. Ha chiesto pazienza, compattezza e anche un po' di coraggio e diciamo che fin qui non è mancato per niente. Ci ha provato Gelvé col mancino, non ha trovato l'impatto corretto col pallone. Moliterno lungo verso Raubo, non arriva Caiche. Superata la metà campo, sempre molto bassa la squadra di Ceppi. Incontro Van der Salas. Iosico proprio sul movimento di Salas, lo tiene ferma un po' troppo, rischia il break di Gelvé, poi Iosico sul cambio, Gelvé capisce le intenzioni del 10, per poco non gliela porta via. Maxi Rescia, trovato Van der Salas, pensa anche alla conclusione, sterzata, la perde, allora Raubo può mandare Matilara contro Caiche, pensa soltanto a calciare senza badare alla precisione, pallone piuttosto largo. Applausi per Raubo che l'ha costruita da solo e molto bene. Tornato Matteus, tornato anche Lusnig, che ora va in pressione su Caiche. Schiocchet, Maxi Rescia mette giù senza paura alcuna della pressione. Iosico verso Maxi Rescia, fa buona guardia Matteus, protegge l'arrivo di Moliterno che lascia sfilare sul fondo. 6:46 alla pausa, 1-1 al Palalavigno, ma al gol di Iosico ha risposto Michelangelo. Entrambi da fuori col destro, il primo con deviazione, quello di Iosico, e il secondo con la complicità di Caiche. Matteus, Bueno, Matteus verso Lusnig, protezione scarico, ancora Matteus, scodella per Matilara, nello spazio Lusnig, visto ma non servito. Bueno taglia il campo, trovato Matteus alle spalle di Maxi Rescia, è messa male l'84 ma rinviene Van der Salas su un tocco pigro di Matteus che però l'ha recuperata. Bueno, isolamento contro Maxi Rescia, Lusnig gli porta via l'uomo, Bueno prova a passare, Bueno, Maxi Rescia con tutto quello che ha e poi corre al cambio perché è sfinito. Matteus vicino da Bueno, con l'esterno verso Lusnig, non trovato. Ferma il tempo Rios a 6 esatti dalla fine, prima mini pausa anche per noi.
Terminato il minuto di time out, si torna a giocare con Schiocchetta sul punto di battuta. Solita uscita con Caiche. Raguso si lancia nello spazio liberando campo al numero 28 che scollina la metà campo, poi alza verso Van der Salas. Altra imprecisione del 28. Moliterno, Michelangelo, Lusnig era andato via alle spalle di Raguso, pallone con qualche giro di troppo. Schiocchet in banda verso Van der Salas e non controlla poi Michelangelo. Matteus, Tiaghigno e ancora Michelangelo. Contromovimento di Lusnig, lo ha visto ma non lo ha servito, preferisce fare un giro in più su Matteus. Poi Tiaghigno, la sposta sull'arrivo di Fortini, rischia un po' Michelangelo, poi Lusnig arriva sulla seconda palla. Caiche, gran lettura su Tiaghigno. Si è disperato Matteus perché ha capito di aver giocato un pallone troppo forte per il 10. Tiaghigno, Matteus, Tiaghigno rischia un po', trova sempre Matteus in mezzo, poi Lusnig, protezione, scarico, Michelangelo forte ma alto. Fortini, Matteus, Lusnig, fallo di Raguso. Ha apprezzato Matteus, gamba troppo alta, segnala l'arbitro. Secondo fallo, passato Tiaghigno, Matteus forte verso il secondo palo, torna Van der Salas, non c'è stata deviazione, allora può ripartire la L84 con Schiocchet che va direttamente in porta, poi Van der Salas sulla respinta, Tiaghigno nel traffico, sta solo a mandarla via, chiamato al cambio Van der Salas. Rivediamo la conclusione da lontano di Murillo Schiocchet, tanto forte perché Moliterno non è riuscito a bloccare Michelangelo in qualche modo, per poco non serve Van der Salas. Allora Tiaghigno, scarico su Matteus, si muove Lusnig, contromovimento su contromovimento per provare a mandare fuori i giri Schiocchet, che però lo controlla con lo sguardo e ora anche col sinistro a mandar via sul taglio di Michelangelo. 4-10. Tiaghigno, Matteus, Michelangelo, Tiaghigno, Michelangelo dice di fermarsi, indica a Liberti che c'è da asciugare il parquet. Richiamato prontamente l'intervento dello spazzolone. Restituisce il pallone Liberti, mentre avete rivisto e abbiamo rivisto l'episodio dove si è lamentata un po' tutta la Fortitudo. Quel tiro senza deviazione secondo i direttori di gara di Michelangelo, che invece ovviamente aveva idee opposte. Eccolo Michelangelo, lascia per Matteus, poi Tiaghigno, vicino Matteus, Tiaghigno in mezzo a due, Raubo cercato con lo sguardo, poi col pallone non riesce a metterla giù, è il numero 7. Caiche con le mani, Matteus prima di Braga, Michelangelo,
vicino su Matteus, pressione di Braga, Matteus lascia spazio a Moliterno che la dà a Raubo troppo esterna, infatti il 7 si lamenta. Sui piedi, dammela sui piedi. 3-13, sempre 1-1 a Pomezia. Vantaggio L84 col gol di Iosico, ripresa subito dalla Fortitudo grazie alla rete numero 6 del campionato di Michelangelo. Matteus verso Raubo, contromovimento, arriva prima di Raguso e la porta via, poi con l'esterno verso Tiachigno, ha sbracciato e non poco Raguso tirando la maglia di Raubo. Meritevole di cartellino l'intervento del numero 80. Ferma il tempo mister Cippi, time out in casa Fortitudo, 2:53. Michelangelo sul punto di battuta. Vediamo cosa ha preparato mister Ceppi. Matteus, Bueno in banda per Matteus che calcia verso il secondo palo. Mani in testa per Ceppi che poi si lascia andare ad un applauso. Non è arrivato con i tempi giusti Raubo a chiudere sul secondo palo. La palla era perfetta. Caiche, lungo per Braga, prova a metterla giù, il pallone però è uscito. Matteus, Michelangelo, Bueno vicino, poi verso Raubo che fa la lotta ma Liberti alla meglio. Maxi Rescia vicino Liberti, 1 contro 1 con Raubo. Fortini, Liberti, Michelangelo con la testa, Raubo alleggerisce e Michelangelo prova a gestire. Bueno, chiesto 1-2, Bueno riesce a passare, Bueno col destro verso il secondo palo, chiude Liberti. Michelangelo, trovato Raubo che prova a girarsi per calciare, c'è stata deviazione, ancora angolo per la Fortitudo. Manca il pallone, lo va a recuperare ora Bueno. Vediamo la gran chiusura di Liberti, rimasto in traiettoria. Bueno fuori da Matteus, orienta e spara col destro, pallone a una spanna dalla traversa. Non so se sarebbe arrivato Caiche, ma il tiro era davvero violento. La gioca vicino al numero 28, Cuzzolino con l'esterno verso Maxi Rescia, altra imprecisione, chiede un po' di più ai suoi Rios.
Michelangelo, Matteus, poi Bueno con Raubo che si assicura prima la rimessa alzando il braccio. Michelangelo su Bueno, Matteus verso Bueno, copre Ezzi con il velo Rescia. Riparte con le mani Caicche. Cuzzolino, Maxi Rescia di prima, Bueno prima di Josico, Moliterno rischia un po' e poi rimedia sul non controllo di Ezzi. Maxi Rescia usa bene il corpo, ha commesso fallo Raubo che ha sbracciato un pochino troppo. Quarto fallo per la Fortitudo. Cuzzolino, Maxi Rescia, va via Josico, gioco su Caicche, allunga Ezzi, preferisce appoggiarsi a Josico, sterza su Raubo, poi lo sfida, ancora la sposta con l'esterno, cambio lato, Ezzi chiude Matteus con i tempi giusti su Maxi Rescia. Poco più di 60 secondi, Cuzzolino su Caicche. Non sa chi darla, poi Rescia col quasi tacco. ...50 secondi... Matteus, Michelangelo ancora nella terra di nessuno, avrebbe preferito un'altra uscita e lo comunica a Matteus, ma intanto c'è da difendere. Caicche, Josico, sterza, poi calcia col mancino, Rescia col tacco, ma solo per far impennare il pallone. Gran giocata di Josico su Bueno, poi Moliterno lungo, ma secondo il direttore di gara non è rimessa dal fondo ma rimessa laterale, perché il pallone ha colpito la parte alta del palazzetto. Bueno alza verso Raubo, Cuzzolino con la testa, Maxi Rescia come può, tanta confusione come si è visto in buona parte del primo tempo. Vediamo l'ultimo possesso del primo tempo, forse con Josico isolato contro Bueno, passa Josico col destro, quasi in bagger Moliterno, poi Maxi Rescia con un fallo su Michelangelo. 11 secondi e poi sarà pausa. Matteus sul movimento di Raubo, la tiene il numero 7, gioco su Bueno, 7 secondi, Bueno su Matteus che pensa anche alla conclusione, impegna Caicche e guadagna anche un angolo con 2 secondi sul cronometro. Dentro Dudu, sono i primi secondi, nemmeno minuti della partita per lui, è entrato soltanto per il piazzato, trovato Raubo con la classica giocata no look del 30 che solo lui sa fare, questo è il motivo per il quale l'ha messo dentro Mister Ceppi. È suonata la sirena, al riposo tra Fortitudo Pomezia ed L84 regna l'equilibrio 1-1 al gol di Josico, ha risposto Michelangelo. A tra poco per la ripresa.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per riprendere la gara tra Fortitudo Pomezia ed L84. Al termine dei primi 20 regolamentari il risultato sorride a mezza bocca ad entrambe, 1-1 dopo il gol di Iosico, il pareggio di Michelangelo. Per un quadro un po' più generale dagli altri campi, i parziali sono i seguenti: Sala Consilina sta vincendo 4-2 sul campo della Meta, ad Eboli è 2-2 tra Feldi ed De Così di Genzano, il Napoli avanti di 2 sull'Active Network, 0-0 e 2-2 tra Pirossigeno Cosenza, CDM e Mantova Capurso. Sandro Abate avanti di 3-0 sulla Roma, risultato che potrebbe garantirle, finisse così, l'8° posto in classifica, quindi Coppa Italia, ma c'è ancora tanto tempo davanti, tanto da giocare. Si riparte con il tocco di Braga per Cuzzolino, prova a tornare dal 13. Risultati che interessano da vicino anche appunto la L84, che vincendo oggi andrebbe prima in classifica, laureandosi campione d'inverno. Mateus prova a passare su Maxi Rescia, fallo del 5, primo fallo della ripresa dopo 11 secondi. C'è da asciugare il parquet, inquadrato Rios. L'84 è rimasta nello spogliatoio un po' di più rispetto alla Fortitudo. Abbiamo visto un po' spento, un po' più spento rispetto al solito Mister Rios, anche se ha avuto tanto da ridire almeno a Caiche per più di qualche possesso gestito male dal 28, che ora avanza col pallone ancora verso Braga. Stesso errore già visto nei primi 20. Moliterno è pronto con le mani, vicino da Michelangelo. Tiaghigno, Michelangelo nel traffico, rischia di perderla, ma la palla è sempre sua. Tiaghigno senza rischiare, più lontano che può. Cuzzolino, girata su Tiaghigno, che poi viene servito proprio da Michelangelo. Rincorre Cuzzolino che protegge l'uscita e con calma gioca su Caiche. Pallone rischioso e scomodo per Cuzzolino, che riesce a passare su Tiaghigno, che lo stende. Gran giocata di Cuzzolino. Un fallo anche per la Fortitudo in questa ripresa. Cuzzolino, Caiche, palla verso Braga che si libera della marcatura di Mateus e con la testa batte Moliterno. Assist di Caiche che ha aggiustato il tiro e di testa Lucas Braga non perdona, è avanti la L84. Che si proietta prima in classifica. Michelangelo, cambio lato sbagliato. Iosico, Maxi Rescia, Cuzzolino ancora da Lucas Braga che riesce a tenerla giocabile, la rimette dentro. Raubo spinge la transizione, Mateus di là, pensa al destro, poi appoggia Tiaghigno, trovato Raubo, protezione su Maxi Rescia. Raubo nel traffico, la lavora bene. Michelangelo 1 contro 1 con Cuzzolino, trovato ancora Raubo, scodella per Michelangelo. Meglio di così non potevo fare. Queste le parole di Raubo. Continua ad allungare intanto la Sandro Abate sulla Roma, 5-0 ad Avellino.
Cuzzolino verso Van der Salas che prova la girata, rischia di far male a Moliterno. L'ultimo tocco è stato di Van der Salas. Michelangelo, Tiaghigno, Raubo incontro, solita protezione fatta bene, scarico su Matteus, arriva Michelangelo in aiuto. Tiaghigno passa su Iosigo, Tiaghigno con la punta, Caicche col piede, gran parata del 28 su un ottimo assolo di Tiaghigno. Cuzzolino di là, vicino da Rescia, Tiaghigno torna e mette fuori, ha preso poi un colpo Tiaghigno. Rivediamo il tunnel di Tiaghigno ai danni di Iosigo. Taglia Rescia, taglia anche Van der Salas, c'è solo Iosigo, preferisce tornare da Caicche. Cuzzolino taglia il campo, preciso su Iosigo, trovato Maxi Rescia, forte verso il secondo palo. Van der Salas ha fatto un movimento opposto alla direzione del pallone, nulla di fatto. È rimessa Fortitudo. 1-2 Michelangelo, Matteus capisce le intenzioni di Van der Salas, poi Moliterno su Raubo che deve faticare per tenere questo pallone. Tiaghigno sbuca davanti a Fortini, Michelangelo sgasa su Van der Salas, arriva Maxi Rescia che chiede prontamente scusa al pubblico, anche se il pallone poi è andato a sbattere contro i cartelloni pubblicitari. Michelangelo sempre forte, colpito Tiaghigno che poi torna sul pallone, fa protezione in mezzo a due, l'ultimo tocco è giallo, allora rimessa Fortitudo. Tiaghigno l'ha sistemata, vuole battere veloce, gioco su Michelangelo, viene vicino Tiaghigno, Matteus isolato di là, servito Raubo a dargli una mano, Matteus forte, Maxi Rescia in opposizione. Angolo Fortitudo con Matteus che ha già battuto. Michelangelo pensa soltanto ad andare a calciare, Liberti gliela porta via, poi Fortini in qualche modo il pallone arriva a Liberti, Moliterno, possibile 3 contro 2 di là, Raubo la porta al centro, Raubo con l'esterno per Michelangelo, palo pieno del 14. A centimetri dalla doppietta Michelangelo, una transizione perfetta gestita da Raubo. Tiaghigno, Michelangelo prova ancora a passare, palla forte sul secondo palo, non arriva Raubo e lascia sfilare Caicche. C'è bisogno dello spazzolone, autorizzato ora. Che può andare con le mani, vicino Liberti, incontro Fortini, chiestono due, si gioca in figura sul contromovimento di Liberti, poi sgasata di Fortini, tenuto a bada da Matteus. Michelangelo, palla verso Raubo, protezione, scarico, poi Matteus messo giù da Fortini, nulla secondo il direttore di gara. Michelangelo prova a passare, ha spinto Liberti, non secondo il direttore di gara, almeno non subito, poi arriva il fischio con Van der Salas che aveva anche fatto gol ma ha calciato a fischio già eseguito. Michelangelo un po' a redarguirlo,
Secondo fallo dell'84. Qualcosa da ridire anche a Michelangelo. Rivediamo il gol che fin qui sta decidendo la gara. Caicche indica la via a Braga, poi lo serve con i giri giusti stavolta. Girata di testa vincente. Tanto siamo già di là con Raubo, tenuto a bada da Raguso. Ancora Raubo in mezzo a due a far la lotta. E l'ultimo tocco è dell'L84. Allora Bueno può giocare su Mateus. Movimento di Raubo, Mateus prova ad andare da solo, mura Liberti. Braga con l'8º gol del suo campionato. Mateus con l'esterno, Raguso prima di Raubo, Liberti col pallone fuori. È tornato Lusnig, Bueno lo cerca subito col pallone alle spalle, Lusnig col destro, esce bene Caicche e poi Ezzi chiuso da Mateus, applaudito dalla panchina. Bueno riesce a passare, Fortini lo stende, giallo per Fortini. Ammonito il numero 7, Giuliano Fortini, che ha dovuto usare le cattive per fermare Bueno. Al quarto della ripresa, 15:21 esatti allo scadere. Bueno ha sistemato con cura il pallone, vediamo se andrà verso la porta direttamente lui col mancino o se lascerà all'arrivo di Michelangelo. C'è il fischio, Bueno tocca per Michelangelo, murato da Iosico. Molitiero non la fa uscire e poi manda lontano verso Michelangelo con la smorfia di Mateus, a cui non è piaciuto il modo in cui ha gestito il possesso il capitano. Raguso lontano, Braga anticipato, torna Iosico, Michelangelo, pallone verso Lusnig, protezione del 23, gioco su Michelangelo, applausi di Ceppi per il lavoro dell'argentino. Mateus, Lusnig dall'altro lato isolato così come vuole Ceppi. Michelangelo si gira, scarico su Bueno, cambio lato Mateus, Bueno in parallela, Mateus non può giocare con Moliterno, si complica un po' la vita contro il movimento di Michelangelo, servito poi addosso, impreciso col pallone il 26. Rimessa L84, Liberti direttamente da Caicche. Iosico trova in angolo Raguso, che di prima aveva cercato Ezzi, opposizione della difesa, angolo per la L84. Iosico, pallone scodellato per Raguso, impreciso anche lui. Bueno di prima verso Lusnig, Raguso prima. Ceppi intanto chiede calma a Michelangelo. Rivediamo l'occasione sul destro di Lusnig. Pronto Caicche in uscita bassa, cercato ancora il 23. Chiede scusa Bueno.
Cuzzolino taglia il campo su Josico, che poi sbatte su Lusnig. Cuzzolino a rimediare all'errore di Ezzi. Palla fuori, Gelvé, gioco con Moliterno, pallone alto verso Lusnig che cicca il controllo e si dispera perché col corpo era messo davvero bene. Ha accorciato intanto la Meta Catania col gol del 3-4 contro il Sala Consilina, mentre è passata avanti l'Eco City ad Eboli. E la Sandro Abate ha preso la lunga distanza sulla Roma 6-0. Matilara, Lusnig verso Matilara, impreciso col mancino il 23. Cuzzolino verso Maxi Rescia, errore. Secondo tempo che torna ad essere spezzettato come il primo. Tante interruzioni perché ci sono tante precisioni. Caiche non la lascia uscire, gioca su Cuzzolino, che uscita dell'L84 in totale fiducia. Poi Josico prova a tagliare il campo, Braga non controlla, Gelvé sì, ma è costretto a metterla fuori. L'ultimo tocco è proprio di Gelvé. Altri gol intanto agli altri campi. Cuzzolino sposta e calcia, pallone largo di poco, ha pareggiato di nuovo la Feldi, ha accorciato l'Active 2-1 a Napoli, mentre è passata avanti Savia Testa Mantova sul Capurzo, risultato che estrometterebbe definitivamente la squadra pugliese dalla Coppa Italia. Ricordiamo che basterebbe un punto all'Active per andare alla Coppa Italia. Tanto Braga fa protezione su Gelvé e poi lui colpisce con la conclusione. Cuzzolino su Maxi Rescia d'esterno, Braga la tiene, Cuzzolino sterza, poi col destro! Che gol che ha fatto Cuzzolino, orchestrato alla perfezione dalla L84, che ora va sul +2 col gol di Leandro Cuzzolino, l'11° stagionale, miglior marcatore e probabilmente miglior giocatore della L84. Matteus per Lara, vediamo come reagirà la Fortitudo. Contiaghigno in banda, prova a calciare forte verso il secondo palo, esce una conclusione sbilenca che prende soltanto il palletto esterno. Moliterno, Matteus con l'esterno, Lusnig anticipato, poi fa la lotta con Fortini che riesce comunque a calciare dopo il fischio del direttore di gara. Vorrebbero anche un cartellino, tutti in piedi in casa L84. Fortini è incredulo
Intanto Matteus ha calciato verso la porta nel dubbio. Da indicazioni Rios. Finalmente si può giocare dopo tanto disordine. 11:57, Cuzzolino sul punto di battuta, fischio che è già arrivato. Cuzzolino finge di andare fuori da Fortini e poi Raubo è costretto a metterla più lontano che può. Cuzzolino, trovato Fortini, controllo così e così e può bloccare Moliterno. Poi Matteus, Mati Lara, Tiaghigno, palla messa fuori da Cuzzolino, sempre ben messo. Mati Lara, viene vicino Matteus, Mati Lara preferisce Raubo, ma Maxi Rescia è sempre attento, anche gamba per andare, poi Schiocchetta incontro, scarico su Caiche. Con pazienza tiene il pallone oltre la metà campo per far uscire un po' la Fortitudo e attrarre la pressione, poi sbaglia lo scarico su Braga. Michelangelo, Tiaghigno entra nel campo, cercato Raubo, trovato Maxi Rescia ancora in anticipo sul numero 7 che ha speso tanto nel primo tempo, un po' sceso di ritmo nel secondo. Matteus vicino su Tiaghigno, poi Michelangelo col tacco lascia Tiaghigno, gran palla, poi Fortini perfetto nella lettura. Tiaghigno arriva troppo forte Fortini, allora Tiaghigno riesce a passare, forse in mano di Schiocchet, ultimo tocco del 21, rimessa Fortitudo. Matteus, Michelangelo, arriva l'aiuto di Salas, Matteus libera il campo per Tiaghigno, controllo e tiro con la punta. Trova l'opposizione di Caiche, sempre attento. Tanti errori con i piedi, errore nel gol subito, però poi è sempre rimasto attentissimo sulle conclusioni arrivate. Detto anche che ha confezionato un assist perfetto per Lucas Braga per il gol del momentaneo 1-2. Intanto Michelangelo sfidato Schiocchet, mancino alto. Schiocchet trova Fortini che prova ad andare di là da Van der Salas, nulla di fatto. Allora Matteus, poi Raubo si appoggia su Michelangelo, pensa anche alla conclusione, ci ripensa, scarico su Raubo, protezione e torna dal 14, solata per Raubo che lascia il pallone e va. Raubo alle spalle di Schiocchet, destro incrociato, ancora Caiche con il riflesso. Michelangelo ha già giocato la Fortitudo, prova a passare su Fortini, sinistro forte ma centrale, ancora pronto Caiche sul primo palo. Tiaghigno, Matteus sposta vicino Michelangelo, Matteus
trova ora l'imbucata su Raubo che lascia per Tiaghigno. Raguso ha pareggiato il Capurzo a Mantova ed è nuovamente avanti Lego City 3-4 a Deboli. Tiaghigno, Michelangelo, Mateus, Michelangelo sulla orientata, riesce a passare, Raubo si gira, Raubo calcia, poi Michelangelo, Caiche con la parata del weekend, riflesso super di Caiche. Mateus sposta e calcia forte, si è fatto poi male nella conclusione. Parata di Caiche che sembra molto simile a quella di Tim nell'ultima partita giocata dalla Meta sul campo dell'Active, sul tiro forte violento di Cesaroni. La rivediamo, intanto la prima parata di Caiche, poi la seconda, quella più bella su Michelangelo. Caiche lungo verso Iosico, fa buona guardia Bueno, possesso per la Fortitudo, 8:32 da giocare. Moliterno verso Bueno, pallone a metà tra la lunga e la media distanza. Partita facile per la L84, ha pareggiato ancora la Feldi, 4-4 Deboli. Lo ripetiamo, al momento L84 prima e Sandro Abate ottava. Questi forse i risultati che spostano un po' di più gli equilibri, perché la Feldi se non perde rimane quarta e quindi rientra nelle teste di serie, mentre la Sandro Abate è borderline tra l'esserci e non esserci. Iosico col tacco verso Caiche, superata la metà campo, poi Iosico, Liberty nell'angolo verso Raguso, conclusione di prima, Gelvé lo mura. Iosico con l'esterno da Raguso, orienta e gioca su Liberty, dentro al campo il 9, Raguso a due tocchi da Van der Salas, chiede un movimento a Liberty, poi Van der Salas scarica e va cercato da Caiche, impreciso col mancino, aveva fatto tutto benissimo Van der Salas, decide di fermare il tempo Mr. Cippi, time out in casa Fortitudo a 7:36 dalla fine.
Si torna a giocare con Matteus e con Michelangelo con la maglia di Moliterno, portiere di movimento per Mister Ceppi per provare a risalire la corrente. Matteus, Michelangelo nel mezzo, Bueno lavora sul perimetro, Raubo e poi Matteus, ancora il 26, Tiaghigno un po' più aperto, servito soltanto ora. Chiede pazienza dalla panchina Mister Ceppi, Tiaghigno invece va per la porta, ultimo tocco è di Bueno. Torna Braga, torna ovviamente Moliterno in porta, Cuzzolino su Braga, la tiene sotto la suola, poi torna da Cuzzolino che butta via, ancora power play, 6:43, tempo ce n'è. Ma l'avversario di fronte al momento è la prima della classe. Michelangelo, Matteus con l'esterno, Bueno, trovato in angolo Tiaghigno, ancora Bueno, prova ad uscire Raubo, si passa per Matteus che ha un po' di porzione di campo centrale, poi scodella su Raubo, pressione l'84, Iosico con rimpallo, per poco non fa male alla Fortitudo. Sembra essere ancora dolorante Matteus dopo il problemino manifestato prima. Non se ne vuole privare però Mister Ceppi. Bueno, Matteus, giocata di prima su Raubo, Raguso arriva e scarica su Caiche. Palla lunga su Iosico, ancora troppo lunga. Bueno, Tiaghigno, pressione sempre dell'L84, Raubo prova a tenerla, Liberti gliela sporca, ma Raubo fa un gran lavoro e poi accomoda su Matteus, sta arrivando Michelangelo, Raubo guadagna fallo, Iosico si dispera perché concede power play facile alla Fortitudo. Matteus può anche calciare, Bueno, arriva Maxi Rescia come una furia, Bueno torna ma Matteus non ce la fa, dentro c'è il V, piegato in due Matteus, avevo visto bene, sembrava ancora dolorante, infatti si ferma in panchina. Bueno, Gelvé, Raubo, Gelvé, poi Bueno, ancora Gelvé, Michelangelo, Gelvé, Bueno, Michelangelo, Bueno di prima, Tiaghigno, Bueno può anche calciare, preferisce andare da Raubo, pallone un po' scomodo, comunque gestito dal 7, poi Michelangelo, Tiaghigno non è ancora riuscito a calciare la squadra di Ceppi nonostante l'uomo in più, e questo ci dice due cose, una su tutte, che la L84 è davvero una grande squadra. Matilara è entrato al posto di Michelangelo, 4:30 alla fine. Raubo, Tiaghigno la muove, Bueno, trovato Gelvé, Fortini in allungo, la mette fuori. Torna Michelangelo, stavolta senza la maglia del portiere. Pensa anche alla conclusione dopo una giocata con Bueno, che ora controlla e va in porta. Sinistro con deviazione.
Bueno, Michelangelo, Bueno, Michelangelo rischia, poi scarica su Bueno che riesce a trovare Matilara, il pallone però è uscito, aveva fatto gol Matilara ma c'era stato tanto prima il fischio del direttore di gara. 3:44, torna Moliterno. Fortini, Cuzzolino, Caiche verso Fortini, Lusnik con la testa, poi Michelangelo, Bueno, Tiaghigno, Bueno, controllo così e così, arriva la pressione di Braga. Tiaghigno, Michelangelo, poco più di 3, Bueno, Tiaghigno verso il secondo palo, Caiche indeciso su cosa fare, mette in angolo. Tiaghigno ancora a giro sul perimetro, Bueno, Michelangelo, Matilara viene incontro, giocata su Bueno, ancora Michelangelo, Raubo in qualche modo col petto, arriva la pressione di Liberti. Torna anche in porta Moliterno. Iosigo, il pallone è uscito. Ancora dentro Matilara. 2:30. Tiaghigno, Michelangelo, ancora per il 10. Bueno, Tiaghigno, girata, poi ci ripensa, torna fuori su Michelangelo che va in porta col destro, blocco irregolare di Tiaghigno. Cuzzolino su Braga, sta arrivando Fortini, l'ha visto, l'ha servito, Fortini para Moliterno. Cuzzolino va verso la battuta. Braga incontro, Cuzzolino, Caiche, Cuzzolino, intanto Fortini col palleggio, è finita a Catania 4-4, ciò significa che in virtù dello scontro diretto la L84 dovesse finire così e manca davvero poco, 1:39 e vince di 2 sul campo della Fortitudo. La L84 si laurea, anzi è ad 1:40 da essere campione d'inverno prima della classe con 32 punti. E quindi ampiamente testa di serie la Feldi, ma così come il Sala Consilina allo stato attuale delle cose quarta. Rimessa L84, 1:25, Cuzzolino con Braga che allunga, gioca con Caiche, trovato ora Braga che orienta e calcia, chiude Gelvé. (1:14), qualcosina da ridire da parte di Raubo per la rimessa di prima assegnata alla L84.
incontro Van der Salas col destro a centimetri dal gol del 4-1. Iosico ancora la forza di pressare, Tiaguinho, arriva Matilara, Lusnig, Bueno, Matilara orienta, Raubo, Tiaguinho sposta, calcia con deviazione, no, secondo il direttore di gara, giallo per Raubo per proteste, ammonito il numero 7, ammonito anche Tiaguinho, entrambi per proteste. Bueno prima di Salas. ...50 secondi... Liberti... Caike, Liberti... vicino... 46 secondi... È rimasto a terra Bueno sull'ultimo allungo in appoggio, forse ha sentito qualcosina, ancora a terra. Inquadrato Rios, ancora a terra Bueno. ...43 secondi alla fine, ma Bueno non ce la fa. Rivediamo intanto l'occasione di Fortini prima, trovato da Braga, calciato forte trovando le mani di Moliterno. Si rialza Bueno e questa è la notizia più bella, dolorante sì, almeno sulle sue gambe. Tiaguinho per Raubo, pressato, rischia di perderla. Maxi Rescia fino all'ultimo secondo a dar fastidio, impressione alla Fortitudo. Lara, Tiaguinho, non può giocare ovviamente con Matilara, prova a sgasare su Iosico che lo mette giù. Quinto fallo dell'L84. Nel prossimo, se ci sarà tempo, sarà tiro libero. Tiaguinho, Lara, Tiaguinho di prima, Gelvé, Tiaguinho, Gelvé più lungo,
Lusnik forte dentro, Cai che pensa anche alla conclusione, poi gioca su Maxi Rescia, la porta è vuota, sta tornando Matilara, Liberti orienta, pensa anche alla conclusione. Gioco partita incontro, il gol che chiude di fatto le ostilità, che porta la L84 prima in classifica a 15 secondi dalla fine. Poker della L84, ha segnato Liberti. Lusnik gioca con Tiaghigno, ultimi secondi di partita, Matilara, Iosico ancora tempo e precisione nel chiudere, poi la manda lontano, 4 secondi. Tiaghigno batte, lascia sfilare. Suona ora la sirena, titoli di coda. La L84 centra la 10ª vittoria stagionale, mantiene l'imbattibilità lontano da casa e si laurea campione d'inverno battendo 4-1 a domicilio la Fortitudo Pomezia, che non vede luce ormai da 4 partite. Sfilano le squadre, allora noi ci salutiamo. Da me Lorenzo Savi è davvero tutto, alla prossima, sempre sui canali della Divisione.